Buongiorno carissimi amici di Archeosarrabus. Oggi siamo vicino a fianco alla nuova 120, alla vecchia 125 che da San Priamo porta a Cagliari passando da Burcei. Siamo a bordo strada per visitare uno dei nuraghi più rappresentativi del Sarrabus per vari motivi. Uno, perché è quello che dà più l'idea del nuraghi, è finito, no? Perché c'è comunque una torre quasi completa, non dico quasi integra per un motivo, quasi completa, e poi perché è facilmente visitabile, è a bordo della strada, quindi tutti quanti conoscono questo nuraghe che si chiama Nuraghe Basoru. Perché ho detto quasi intera ma non ho detto integra? Perché questo nuraghe è stato praticamente ricostruito negli anni 20. Ci sono tante leggende intorno al restauro di questo nuraghe. Ve ne dico due, per esempio, che è stato restaurato in occasione della visita di Mussolini, non mi ricordo se nel 1935, o addirittura in occasione di una visita di un re Savoia. Quello che è certo è che abbiamo una fotografia che ci è stata data tra l'altro da Andrea Zizzola, che ringraziamo, ritrae il nuraghe già ricostruito in una data che molto verosimilmente è il 1920, in quanto anno in cui venne inaugurata la linea, diciamo, del pullman, la diligenza, ecco, da Cagliari a San Vito. Questa fotografia dovrebbe riprendere il primo mezzo che da Cagliari è sceso a San Vito. Il nuraghe in questa fotografia, come Marco adesso ci farà vedere in sovrimpressione, ritrae il nuraghe con la torre intatta, cioè ricostruita già. Quindi una struttura su due livelli, il livello base è originale, mentre la torre centrale è stata ricostruita in maniera anche abbastanza approssimativa. Comunque andiamo a vederlo. Ogni tanto si becca un pezzettino di clay, come la chiama mia figlia. Ecco qua, qualche mente illuminata lo usa per farci i bisogni. Il rispetto che abbiamo per le nostre cose, visto? Diciamo, questo sentiero che ci permette poi di vedere, di avvicinarci alla struttura, alla base, diciamo, su cui sorge poi quella torre. Ed eccola qua, in tutta la sua maestosità. Qui sono, come vedete, sono 2, 4, 6, 8, 10, sono 11 filari di pietre, quindi un'altezza che potrebbe essere, saranno 4-5 metri, saranno, che circonda. Dai, vabbè, ragazzi, c'era veramente. Questo è un geocaching, si vuole mettere la mano dentro per prenderlo. Circumnaviga questo bel tracciato tutta la struttura. Io proseguo, vediamo fin dove riesco ad arrivare. Qui è caduto un masso, tutte e due pietre, vedete. Proviamo a proseguire. Questo è meraviglioso, guardate. Anche qua siamo sui 5 metri di altezza. Una bella struttura che adesso cercheremo di liberare da tutta questa vegetazione. Io adesso mi sto proprio infilando, cercando di trovare un punto dove si possa magari vedere meglio. Ecco qua, guardate che bellezza, con quella torre. E questo fa il giro e ritorna poi all'ingresso che abbiamo visto. Intanto guardate che meraviglia queste strutture, questi muri giganteschi, enormi, che formano la base su cui poi sorge quella torre centrale lì. Guardate la dimensione delle pietre gigantesche, enormi, che fanno il giro. Adesso qua c'è molta vegetazione, quindi è difficile passare, ma abbiamo previsto per il 5 di novembre, qui vi do un'anteprima, una pulizia di questo sito, quindi cercheremo di mettere in luce un po' tutte queste strutture. Quindi, come vi dicevo, questa struttura, la base, qua è possibile notare l'ingresso
piattabandato, guardate, crollato. Questo ingresso praticamente dava a un cortile centrale che adesso è crollato. Qui non è possibile verificare se c'era, no, ma non c'è nessun vano a scala, perché si vedrebbe. Come dico, questo ingresso, questo corridoio porta poi a questo cortile centrale, a questo cortile interno. Eccolo, questo piccolo cortile che dava sia all'ingresso della struttura vera e propria, sia lì, come potete vedere, c'è una scala, una piccola scala con un'altra trave che portava sopra, eccola qui la scala, con questa bella trave, portava poi sopra questo terrapieno, questo bastione, portava su questo bastione. Ecco, guardate, lo faccio vedere anche da questa parte. Su questo bastione che circonda la torre centrale. Ora, la struttura è composta, oltre che da, diciamo, la torre centrale, anche da altri due ambienti. Uno è questo, come potete vedere, questo piccolo ambiente crollato, ormai è pieno di macerie, ma è comprensibile. Il muro, diciamo, interno della struttura, della camera, è parete nord, mentre da questa parte, nella parete che da ovest, praticamente verso il Monte dei Sette Fratelli, qui probabilmente, ecco, guardate questo muro gigantesco comunque che continua a seguire, e qui c'era un altro ambiente, un'altra stanza. Intanto guardate, volevo farvi vedere questa cosa qua, perché, cioè, guardate a che altezza sono. Questa torre che, come potete vedere, è stata fatta un po', hanno cercato comunque di mantenere vedete, le file, la struttura, anche se su da fuori è meglio, perché hanno cercato comunque di riprodurre, ecco, i filari delle pietre, quindi cercano di dargli un po' una parvenza, ma come potete vedere qua dentro, in mezzo alle pietre, qui c'è cemento, sono state fatte proprio a ciumento. Quello che faremo adesso, visto che ci hanno lasciato comunque degli spazi, è, ecco qua, provare a infilarci dentro. Ok, perfetto, siamo dentro. Intanto vedete, hanno realizzato questo perimetro intorno, che non so, probabilmente, siccome, ecco, guardate qua, qui c'era l'ingresso, si vede la trave del corridoio lì, probabilmente hanno ripreso, questo era sicuramente l'opera muraria interna, mentre questa era l'opera muraria esterna, quindi hanno lasciato questo gradino che è riferibile, ripeto, nel muro a secco all'opera muraria interna, mentre hanno, non so se sistemato, cioè, perché veramente non abbiamo mai trovato nessuna testimonianza di qualcuno che sa quando è stato fatto. Sicuramente è stato ristrutturato poi successivamente, perché tutto questo cemento non credo che sia dei primi del Novecento. Guardate anche qua, cioè questo è cemento, sembra cemento moderno. Ora mi avvicino qua all'ingresso che è crollato, vediamo se si riesce a vedere qualcosa. Ecco, guarda, qua si vede un pezzo del corridoio, guardate qua la trave, questi mazzi che sono crollati, qua si vede un pezzo del corridoio che poi riporta al cortile esterno. Cosa dire di questo nuraghe? Noi ci siamo affezionati per svariati motivi, a parte la struttura, che a prescindere poi da questa parte che è stata ristrutturata, la base è molto bella, si conserva benissimo, è
è molto rappresentativa, è 2 passi dalla strada, rappresenta un ottimo esempio per chi non lo conosce delle strutture nuragiche, quindi anche una buona occasione poi per presentare la nostra cultura. Il logo di Archeosarrabus è questo nuraghe, per esempio. Abbiamo scelto questo per le motivazioni di cui vi dicevo. Vi lascio con alcune curiosità. Il commendatore Giovanni Spano, canonico Spano, nel 1874, nel suo Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l'anno 1874, racconta che durante i lavori per la realizzazione della strada nazionale orientale, la chiama, furono trovate, non so se qui, perché non specifica lui in che nuraghe, però in occasione della costruzione della strada nazionale orientale, questo è l'unico nuraghe la cui strada passa a fianco, e lui racconta che nell'occasione della costruzione è stato ritrovato un deposito di armi in bronzo che ora riposano nella collezione Timon, che non so che collezione sia, l'ho cercato su internet, non l'ho trovata, e che insieme alle armi c'erano un arco sempre in bronzo e delle frecce. Le frecce furono regalate a questo ingegner Murru, mentre l'arco venne smarrito. Adesso io non capisco come fanno durante uno scavo, a smarrire un reperto di quel valore, no? Quindi l'idea è che magari non è stato smarrito, ma sapevano benissimo che era finito dove era andato a finire. La curiosità è che non sono mai stati trovati in Sardegna archi in bronzo, quindi sarebbe stato il primo, dandogli quindi un valore inestimabile. Un'altra curiosità ve la dico io: praticamente in una carta di fine 1800 il toponimo è nuraghe S''oro, il nuraghe Soro, quindi il nuraghe Loro, e anche la zona in cui sorge si chiama Bau Soro, quindi probabilmente Basoru è una, diciamo, deformazione di questo toponimo. Si racconta, mi ha raccontato a me un anziano, che questa leggenda narra che questa coppia stavano gironzolando qua in cerca di asparagi, non so, di funghi, non lo so che stavano cercando, trovarono qua nelle vicinanze del nuraghe delle monete d'oro di epoca romana, e quindi da qui il toponimo poi Soro, anche se poi non è stato confermato. Ci sono poi degli insediamenti romani qua intorno, quindi potrebbe anche essere verosimile la cosa, però non abbiamo nessuna certezza, però teniamola per buona. Bene, mi sembra che vi abbiamo detto tutto, da nuraghe Basoru a Soru, a questo punto Soro, tutto. Vi salutiamo qua anche con le mie preziose accompagnatrici, Elisetta come sempre ed Erika. Da Basoru è tutto, alla prossima!